Serie A, 25esima giornata, New Energy, il grande futsal al Pala del Mauro. Si sfidano Sandro Abate e Ciampino Futsal. -6 alla fine della regular season per i Lupi Irpini e per i laziali. Ciampino è in piena lotta a retrocessione, playout. Sandro Abate invece in piena corsa playoff. Non ci sarà Ghi, qualificato, espulso nella vittoria del 6-2 in casa della Cane Treviso. Non c'è il pubblico delle grandi occasioni per il Mauro, circa un centinaio di spettatori nonostante l'ingresso libero, ma l'orario del 18 è un orario proibitivo per molti. Suona l'inno della Serie A e poi presento le formazioni dell'incontro. Il saluto delle due squadre in mezzo al campo dirige la contesa Michele De Sogus di Cagliari, secondo arbitro Sgueglia di Finale Emilia, Ivo Colangeli di Aprilia al cronometro, De Filippis, Messina, Cocco, Peizzao, Santos, Rodriguez, Ferretti, Teresi, Palmegiani, Lopez, Nicco, Casassa, Fatiguso per Pomezia, Casassa che era un promesso sposo di Avellino, poi nulla più sulla trattativa per portare il portiere in Irpinia. Invece Freddy Santos, Rodriguez e Sandro, semplicemente Sandro. Vitiello, Galletto, Ugherani, Ezzi, Ghi squalificato, Ugherani, Wilde, Parisi, Oselito, Di Luccio, Venezia, Avellino, Arillo, Damascato, Osian. Allenatore Piero Basile. In panchina invece per il Ciampino non c'è Fabrizio Davide per un problema familiare, c'è il presidente Filippo Gugliara. Motivi personali non c'è il mister Davide Fabrizio. Una partita per pochi intimi oggi al Del Mauro, una partita che deve consacrare la Sandro Abate se vuole la post season. La squadra di Basile non può permettersi passi falsi, però di fronte c'è una squadra molto forte e preparata, quella di Ciampino, maglia viola blaugrana per dirla meglio, molto bella. Invece la Sandro Abate schiera Arillo, Parisi, Avellino, Wilde e Ugherani nello starting five. Tra un po' vedremo anche come si schiererà Ciampino. Vediamo Casassa sicuro tra i pali, il numero 17, giovanissimo portiere, molto interessante. Poi vedo il 22 Fatiguso, alto talento della squadra laziale. Poi Palmegiani. Quando girano i nomi, i numeri, saremo in grado di fornirvi. Anzi, il numero 3, Messina, Fatiguso, Casassa. Quasi tutti italiani, Pomezia. Complimenti. Fischio d'inizio, poi c'è il numero 11, Ferretti. E ho visto bene Palmegiani, dunque un roster tutto italiano per Pomezia, per Ciampino, perdonatemi, complimenti a Ciampino. Arillo, palla Ugherani, subito in attacco la Sandro Abate, chiama lo schema 1, Lucio Avellino. Vediamo, Avellino sulla palla per Wilde, poi bravo Palmegiani di testa, Avellino va da Parisi che può mettere in gioco il capitano di nuovo. Non c'è Abate oggi distinta. Arillo prova a puntare Fatiguso, bravo Fatiguso a tenerlo, ancora Avellino, palla per Ugherani, Avellino, fuori. Brivido per Ciampino, che giocata. Un minuto di gioco, è scappato via, sempre 0-0, Casassa sul pallone. La sfera per Palmegiani, lancio lungo, cercare Fatiguso, occhio, è buona la palla. Parisi, c'è Wilde alza i giri, la Sandro, non c'è fallo qui, grande palla di Palmegiani recuperata, Palmegiani non offre un assist a Fatiguso, che occasione per Ciampino col Palmegiani, molto bravo. Ugherani
Wilde, Avellino, ancora Ucherani. Adesso la tribuna sembra un po' più gremita. Sandro Abate ha bisogno anche del calore del pubblico. Arillo, Wilde, palla a Faticuso, Palmegiani, molto bene, va da Casassa, Casassa con i piedi, cerca e trova, solo Faticuso, ma la difesa della Sandro traballa, già 2 occasioni per Ciampino, incredibile. Palla da Arillo, Arillo va da Ucherani, ancora Arillo, dai e vai, palla che non passa, Casassa la deve buttare in fallo laterale. Lucio sul pallone, Ucherani, palla Arillo, Attilio va via, forse subisce fallo, sì, subisce fallo da Faticuso, lo aveva saltato con una bella fita di corpo Attilio Arillo, c'è fallo, punizione per la Sandro, 2 minuti di gioco del primo tempo, situazione falli, 1-0 per Ciampino. All'andata 3-3, in vantaggio di 3 reti, la Sandro Abate si fece recuperare nel Lazio. Ucherani chiama lo schema con Avellino, Wilde, bella questa azione, Ucherani fermato, Arillo in fallo laterale, ancora Attilio, lascia tutto però a Lucio Avellino, le batte tutte lui, le vuole tutte lui il capitano. Vediamo. Palla dentro, esce Casassa. Palla a Messina. Buono il pressing della Sandro, Basile carica i suoi, dai, andiamo. Ucherani, Arillo, Attilio punta, Palmegiani però non lo supera, ancora Avellino, va da Wilde, Avellino, Wilde, Ucherani, cerca un po' di allargare le maglie, bravo Avellino, la palla dentro, Ucherani, Arillo, Wilde, la palla resta lì, poi Ucherani prova il destro, Wilde, un po' di fortuna, ancora la Sandro, Wilde, ribattuto Ucherani, la palla passa, è gol, Ucherani. Io lo vado a rivedere al replay, ci sembra di sì, perché c'era l'uomo avanti, però c'era Palmegiani, numero 3 Messina avanti, però ci sembrava a me in diretta che la palla avesse varcato la linea, forse non tutta ma l'ha varcata. Comunque c'è episodio da rivedere, amici. 1-0 Sandro, Ucherani. Alla Wilde, Avellino, ancora Arillo sul destro, palla Wilde, palo, la palla resta lì, c'è fallo forse di Arillo, il palo ferma Wilde. Ucherani, palla da Arillo, la palla, bravo Casassa, poi Ciampino, può partire Palmegiani, c'è altro fallo di Ucherani. Faticuso, numero su Galletto, che giocatore Faticuso, ragazzi. Il tunnel su Galletto. Galletto questa qui però se la segna, che azione con Arillo, la palla ancora a Palmegiani, Ciampino ciao, sprint, prova Messina, fuori. Sprintano i giocatori di Ciampino, Finalmente la tribuna adesso è degno di un po' del pubblico di Serie A. Pronti Osian, Oselito Ezzi in campo, occhio Palmegiani alle stelle, dentro Freddi e Peitasso,
Peitaso. Arillo. Ferretti lo ferma. Eccoli qui, Osian. Oselito, Ezzi. Anzi, Osian solo Oselito. La palla lì. Ciampino, ragazzi, però si sta facendo vedere. Fuori Avellino, dentro Ezzi. Adesso Ezzi, Osian, Oselito e Galletto con Parisi a completare i 5 di Avellino. Rotazioni più lunghe finalmente per Piero Basile. Non c'è Ghi, però il Toro squalificato. Osian. Oselito, la palla è per lui, bravo, il ripiegamento Palmeggiani, poi Messina vuole e ottiene la rimessa laterale. 5 minuti quasi del primo tempo, 1-0 saldo gol di Ugherani, gol fantasma, ma decretato dagli arbitri. La palla è entrata, occhio qui Ciampino! Ma Ciampino sta sprecando tante palle gol, ragazzi. Fuori intanto Palmeggiani, dentro Peitaso. Possiamo chiamarlo semplicemente Joao per non sbagliare. Osian, blocco di Galletto, ancora Osian. Si fa vedere Ezzi, evitato, adesso servito da Oselito. Ezzi, ancora José. Palla Osian, può puntare lui a questo movimento Osian. Poi però si intestardisce Oselito, palla ancora a lui, servito da Galletto, Oselito il sinistro, fuori. Volevano uno blocco irregolare. Filippo Gugliara in panchina, occhio a Casassa, la palla per Freddi, a Domestica pone Freddi, poi lo cede a Palmeggiani, però Oselito gli ruba la palla, palla a Galletto, palla Ezzi, il Bostic nei piedi, palla Osian, il sinistro, poi no, non lo spara, corpo a corpo, sembra più una giocata da rugby. Chiama lo schema Oselito, schema 1. Osian, Oselito, puntata, però alta sopra la traversa, palla a Casassa. Sta scivolando la partita perché è molto bella. Joao, ancora verso Joao, il destro, Parisi lo blocca, poi ancora Pomezia, Ciampino, perdonatemi, fuori. Mi confondo sempre tra Fortunato Pomezia e Ciampino Futsal. Ciampino sta facendo la partita, è sotto, ma sta giocando una grande prima frazione. La squadra del presidente Gugliara. Oselito la spara fuori, chissà però se riuscirà a tenere questi ritmi Ciampino. Però tanta roba. Petisao, Joao Petisao, palla a Messina per Freddi, fermato. Può respirare un po' la Sandro adesso, però buon Ciampino. Ezzi, Galletto, Osian, sembra bloccata la Sandro Abate, ancora Ciampino, Ferretti, ma sta sprecando tanto Ciampino, sta graziando la Sandro Abate. Dentro numero 15 intanto Lopez, Nicco, fuori Ferretti. Davvero un bel Ciampino, ragazzi, complimenti. Però per la Santo è troppo importante portare a casa questi 3 punti per continuare il sogno playoff. La palla verso Osian, qui però sbaglia qualcosa Ciampino, bravo Casassa a recuperare. Petisao si va a chiudere, poi la deve buttare Joao. Ancora Oselito, prova a rimettere un po' il naso avanti da Sandro. Buco, Ezzi va da Parisi per Galletto. Ezzi, Galletto, molto bene la Sandro.
Osian, vai Osian, prova una giocata delle tue, no? Galletto, ancora Osian, Oselito, non riesce però a trovare il varco la Sandro. Oselito va via un uomo, Oselito la spara e prende Osian. Dentro Sandro e Freddy sembrano identici. Fuori il numero 3 Giovanni Messina, molto bravo. Palla a Nico, rischia qualcosa qui Nico. Questo passaggio in orizzontale, poi Ezzi, palla a Galletto, Galletto si gira non niente, cede la sfera a Oselito, ancora Galletto, Oselito, Parisi, palla per Oselito, gli detto il passaggio Oselito, glielo ha dettato il passaggio Parisi, lo ha servito con il contagiri il portiere della Sandro Abate, però ha schiacciato troppo la conclusione. Oselito si resta sull'1-0, però Ciampino sta giocando davvero una bella partita. Occhio a Nico, Freddy, Petisao, Galletto, entra Di Luccio, intanto esce Osian, Ezzi, che pressing di Ciampino, ancora Ezzi che va via, poi c'è fallo qui, c'è fallo. Secondo per parte, 2-2, situazione falli, 11:58 da giocare, Sandro Abate 1, Ciampino 0, ma che sofferenza per i Lupi Irpini. Palla Di Luccio, entra di nuovo Arillo con Galletto, il clan dei napoletani, ancora Arillo, Ezzi, anche la Sandro adesso, roster tutto italiano con Parisi, Ezzi, Di Luccio, Arillo e Galletto, vai così. Galletto, Arillo, Ezzi, Arillo può puntare l'avversario, può puntare Rodriguez, non c'è fallo, Freddy, riparte Pomezzi, Ciampino, riparte, però Ciampino Palmegiani davvero tanta roba, entra Faticuso di nuovo, Ciampino pericolosissima, dentro Avellino, fuori Ezzi, ancora Avellino, alla Galletto, Di Luccio, Arillo, punta Sandro, serve Galletto, dal nulla Galletto trova il raddoppio. Nel miglior momento di Ciampino segna la Sandro Abate con Galletto. Occhio qui Arillo, bravo poi a metterci il corpo, Sandro, occhio qui, alto bravo, Ferretti, ragazzi Ciampino, tanta gioventù interessante, Avellino, alla Ugherani, alla Di Luccio, anche Arillo vuole il gol, Arillo si è arrabbiato molto per questo passaggio sbagliato. Sandro, Faticuso, Pomezia forse rischia quando esce da dietro, però poi bravo Faticuso, punto Cherani, lo salta. Buone conclusioni, buone soluzioni al tiro per Ciampino. Avellino, Arillo, Ugherani, spettatori adesso più di 200. Io aggiorno anche il dato. Ugherani,
Palla Arillo, fuori. Fuori. Stanno dentro Messina. Faticuso va via, troppo facile a Ugherani. Avellino per un attimo, poi palla a Ferretti, ma Ugherani si è fatto saltare troppo facilmente da Faticuso, che secondo me è uno dei talenti più interessanti del panorama del futsal italiano, 2003 se non vado errato. Angolo per Ciampino. Palla ancora dentro per Faticuso, va via Darillo, Parisi, prima parata importante per lui al 10° minuto. Tanti complimenti a Ciampino. Ferretti, proprio lui. Messina va da Casassa, che gioca con i guanti. Casassa, palla dentro, la prende Parisi. Guanti però con le dita scoperte, sfiziosi. Palla Ugherani, Arillo, non serve Wilde, poteva farlo. Adesso Wilde per Arillo, bravo ancora lui. Palmegiani, poi Faticuso ha cercato la giocata per Ferretti, non ha trovato il compagno. Sandro Abate ha colpito forse nel momento migliore di Ciampino. 2-0, a mio avviso un po' largo, però va bene così. Arillo, Wilde, Arillo, qualcosa da dire all'arbitro. Poi Messina, palla Palmegiani, non c'è fallo. Ugherani, poi Ferretti molto bravo, ancora Wilde, recupera la palla, serve Ugherani troppo forte. Ciampino ragazzi a me piace. Palla dentro a cercare Palmegiani, ma trova Parisi. Arillo, Wilde, impatto ancora freddo per lui alla partita. Palla Ugherani, va da Avellino, palla per Wilde, vediamo se si scalda Wilde, però gli tengono la maglietta, non c'è fallo. Palmegiani, Faticuso e accorcia le distanze Ciampino, però forse c'era fallo su Wilde, e Ciampino accorcia. Due a 1, match riaperto. Forse c'era un fallo su Wilde, però gli arbitri hanno lasciato giocare. Poi Wilde, proprio lui, per Osian. Wilde, Osian, la palla è fuori. Wilde ancora discute con Sgueglia di Finale Emilia. Casassa, palla dentro. Faticuso ragazzi, giocatore fortissimo, da seguire, il numero 22 del Pomezia. Dentro di nuovo Joao Peitaso. Messina, palla dentro, Palmegiani perde palla, Ugherani, Wilde, Osian, va via Osian, esce Casassa alla disperata. Wilde non trova il colpo di tacco, è dentro Selito adesso. Riuscirà Ugherani? Chi lo sa. Casassa porta palla lui, palla a cercare Freddi, non c'è fallo. Occhio a Osian, non c'è ancora qui fallo, si gioca. Wilde rimessa laterale,
lasciano un po' correre troppo gli arbitri, a mio avviso. C'era il contatto adesso qui. Situazione falli 2-2, 6:45 da giocare. Messina. Peitaso. Palla dentro, non c'è fallo qui. Uberani, Wilde. Rimessa laterale, qui però non ha chiamato contatto, non c'era fallo, Ha potuto entrare Nicco. 6:28 da giocare. Wilde, angolo. Forse non sa difendere tanto, Ciampino, sui calci franchi. Chissà se ho visto male io. O è così. Palla dentro, Verte Osian. Visto bene io. Peitaso. Messina. Freddi. Wilde. Diceva da prima, Freddi. Ci mette il piede Osian e salva tutto. Però Ciampino ha riaperto la partita subito dopo il gol di Galletto. Palla sanguinosa persa da Wilde. Faticuso, non ha perdonato. Messina. Freddi. Roselito lo spinge. Perde palla. Dentro Nico. Fuori Messina. E qui Roselito si è preso una posizione spingendo. Fallo laterale. Palla Roselito. Roselito che non trova il gol in casa da parecchio tempo. Avellino. Ancora Osè. Spreca tutto. Dentro Ezzi entra un po'. Attilio Arillo un po' spento oggi, Peitaso. Peitaso rischia qualcosa. Poi esce molto bene. Ha rischiato qualcosa Peitaso, Avellino chiede concentrazione alla Sandro Abate, che questo primo tempo un po' latitato, in alcuni aspetti Ciampino ha giocato meglio. Palla dentro per Galletto, perde palla, ecco qui. Peitaso, palla per Nico, ci mette una pezza Avellino. Ciampino pericolosissima. Palla Freddi. Si va da Nico, Peitaso. Buona la puntata di Roselito. Avellino. Osian, numero Osian, Galletto, Casassa, gli dice di no, Galletto! Che giocatore Galletto! Doppietta per Gennaro Galletto. Destro, Casassa c'è, poi sinistro sotto la traversa, imparabile per il buon portiere di Ciampino. Grande la regia di Futsal TV che mi chiama per rivederlo. Che gol Galletto, un po' difficile anche da realizzare, non un gol semplicissimo. Riporta 2 i gol di vantaggio della Sandro Abate, importante questo per gli irpini. Arillo vuole iscriversi anche lui al tavolino dei marcatori, vedremo se ce la farà. Parisi addirittura fuori dal centrocampo quasi. Arillo sulla linea Ferretti. Ha provato la giocata delle sue Arillo. È solo Attilio. Ciampino ha difficoltà a difendere i calci piazzati. Eccolo qui Arillo, riceve palla. Non gliela levi ad Attilio, anche se sei un po' nervosito, numero 23.
della Sandro Abate, ex Napoli, Attilio Arillo, anche convocato in nazionale nelle ultime settimane. Arillo va via, porta a spasso un po' tutti, poi c'è da Oselito. Arillo! L'ho chiamato il gol di Attilio Arillo, lo voleva, lo vado a rivedere anche questo. (4-1) Sandro Abate. Time out richiesto da Ciampino. (4:16) da giocare. Ciampino, grande primo tempo, ma non basta. I lupi irpini stanno vincendo per 4-1. Palmegiani faticoso. Palmegiani, Messina faticoso, Ferretti e Casassa. Torna il quintetto italiano di Ciampino, Arillo, Galletto, Oselito, Ezzi e Parisi per la Sandro. Anche De Filippi sta colloquio con il presidente Gugliara. Messina, palla faticoso. Parisi, Arillo. Ezzi. Arillo. Arillo ormai segna quasi sempre. Ezzi. 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 Perde palla. Break di Ciampino. Messina. Messina. Parisi. In qualche modo poi salito in calcio d'angolo. Però Ciampino sta giocando una buona partita, ragazzi. È sotto 4-1, ma Ciampino sta giocando benissimo. Almeno due le parate importanti di Parisi. Occhio a faticoso che riceve la sfera, poi lo scarica il sinistro, contratto da Galletto. Galletto e Arillo in attacco, pronti a fare male il Blaugrana di Guglielmo. Faticoso. Destro, ancora Parisi c'è. Poi il break di Arillo. Arillo on fire. Arillo. Ignora Ezzi, Arillo. Adesso lo serve. Galletto. Arillo. Palla dentro, Galletto. Con Arillo. Ezzi. Accademia Sandro. Galletto gioca con il cronometro la squadra di Basile, 2 minuti e 50 alla fine del primo tempo. Attilio Arillo va via faticoso, poi però si porta la sfera fuori, chiede scusa dentro Di Luccio, fuori proprio lui, Attilio Arillo, che ha segnato 2 minuti fa il gol del 4-1. Faticoso, palla fuori. Ezzi, palla Galletto, ancora Ezzi, Galletto, la palla esce. 2:18 alla fine del primo tempo. Conserva le forze pari Basile, anche perché il prossimo turno si va a Genzano, in casa dell'Eco City, squadrone. Galletto.
Genzano supportata del Mauro da oltre 150 spettatori, del 2-2, Sandro Abate in vantaggio 2-0, poi grande recupero della squadra di Angelini. Fatigus, Di Luccio, Ferretti, Fatigus, guarda Messina, alla dentro, pronto a trarre Freddi, palla Wilde, numero di Wilde, poi perde il contatto con la sfera, però Wilde sta subendo molti contatti. Messina 1,35 di giocare, ancora Palmeggiani, evita il corner Parisi, dentro Freddi, fuori Ferretti, Di Luccio prende una botta sulle cosce, poi Wilde, Osian, perde palla Osian. Dentro Petisau. Ezzi, Osian. Wilde. Ezzi. Palla Di Luccio. Osian. Di Luccio. Ezzi. 50 secondi alla fine del primo tempo. Ezzi va via. Casassa lo ferma. Sta correndo molto la Sato, vedo le maglie tutte sudate, perché Ciampino è una squadra che corre a 1000 all'ora. Di Luccio. Morbido per Wilde, poi Freddi. Bravo Osian, non c'è fallo. Osian, Ezzi, palla Wilde. Addirittura Ezzi la toglie dalla porta. Vediamo se ho visto bene. Vorrei rivederla, amici di Futsal TV. Se non sbaglio, proprio Ezzi ha tolto la palla dalla porta. Sì, incredibile. Ezzi ha tolto il gol a Wilde e dopo, secondo me, gli pagherà una pizza per farsi perdonare. Osian, 28 secondi alla fine del primo tempo, molto divertente, 4-1 per la Sandro Abate. Ezzi, ancora Wilde che io nelle prime telecronache chiamavo Wild, invece è Wilde. Amici di Futsal TV, grazie per seguirci sempre sui nostri canali social ufficiali, anche di Sky Sport 1. Sempre un piacere commentare per voi. Grande futsal, palla per Ezzi, Casazza lo ferma e c'è il gol. Oh sì, avevo detto che doveva iscriversi anche lui al reperto, a cui però fortunata la Sandro Abate, molto fortunata. Osian, Arillo e Galletto i marcatori con una doppietta. Doppio Galletto, perdonatemi, Arillo, Osian, finisce il primo tempo 5-1. Finisce il primo tempo, Sandro Abate 5, Ciampino 1, Ugherani, doppietta di Galletto, Arillo e Osian per Ciampino, non basta, Fatiguso, finisce il primo tempo, a risentirci per la ripresa. Ah, ok. Vado. Secondo tempo che sta per iniziare al Palla del Mauro tra Sandro Abate e Ciampino, 5-1 il risultato maturato nel primo tempo. Ugherani, doppietta per Galletto, Arillo e Osian. Avellino, Di Luccio, alla per Attilio, ancora Di Luccio, Avellino, Arillo, Avellino,
Ancora palla a Galletto. Attilio Arillo va via Faticuso, poi ancora Galletto, palla dentro, Casassa controlla. Andiamo, Basile non vuole mollare. Freddi, palla dentro a cercare Palmegiani, palla sul fondo. Di Luccio, Avellino, Arillo, Galletto. Tanto presenti anche i calciatori, il calcio a 11, Bruno Del Sorbo, Antonio Guerriero, Giuseppe Rizzo, il portiere Sandro Abate in tribuna. Anche Arillo, qui forse commette fallo e chiede scusa. Chiede scusa Attilio Arillo. Andiamo a rivedere il pestone di Attilio Arillo. A Palmegiani che si rialza. Eccolo qui, Palmegiani. Alla Freddi. Perde il contatto con la sfera, voleva il fallo, non c'è. Avellino. Una vittoria importante questa che sta maturando a Del Mauro, perché Sala Consilina ha perso contro Catania. Occhio però, Parisi chiude lo specchio a Ferretti. Faticuso, ora parla per lui Di Luccio, break Arillo fermato, Faticuso, Avellino, Arillo, si sgancia Lucio, ancora Arillo, dove vai Arillo? Fermato. Quindi la Meta Catania sale in classifica ancora a 44 punti, Devana a 34, Sala Consilina. Di Luccio, Casassa c'è, Galletto va da Parisi, Avellino, Di Luccio, ancora Avellino, chissà se ci sarà qualche debutto di qualche giovane. Di Luccio, Arillo va via Arillo, poi Casassa lo ferma. Ferretti, Parisi esce fuori anche lui, cerca e trova Arillo, Galletto gioca, palleggio alla Sandro Abate con Di Luccio, ancora Galletto, tripletta per Galletto che si porta il pallone a casa. Ragazzini terribili di Ciampino, non bastano tenere testa ai campioni. Galletto. Anche Salvatore Famoso sugli spalti, una celebrità della pasticceria avellinese. Palla ancora De Luccio, c'è fallo forse. Boselito, Sian e Wilde pronti a entrare, anche essi. Cambia tutto il quintetto Basile. Seconda vittoria consecutiva per la Sandro Abate, 2 volte fino adesso 6 reti. Importante anche per la classifica. Gol fatto e gol subito. Di Luccio, prima volta più di 5 gol Del Mauro, complimenti. Parisi addirittura si concede il lusso di scendere palla al piede.
Avellino di testa, faticoso, Parisi, Arillo non aggancia, secondo me anche Attilio vuole la doppietta, Sandro Abate dunque che sta ipotecando un piazzamento nei playoff, si va a Pomezia, no a Genzano, prossimo turno. Sandro Abate, se riesce a fare un filotto importante prima dello sconto diretto con la L84 in casa, allora sì che potrebbe pensare poi a un piazzamento playoff per la quinta posizione, però ci sono ancora tante partite da giocare, anche questa. Parisi, Avellino, Di Luccio, forse subisce fallo, anzi no. Poi Pomezia sul cammino della Sandro Abate. Sabato prossimo, Ferretti, Totosì e Ciampino adesso. Avellino, break, qui c'è fallo di Ferretti, clamoroso. Galletto, adesso sul velluto la Sandro Abate. Può darsi che i Lupi Irpini riescano a fare qualche altro gol, molto probabile. Fuori Di Luccio, dentro Oselito. Freddi, bello il derby con faticoso. Galletto, poi non arriva sul pallone Palmeggiani, Oselito, vediamo se riesce a fare un gol anche Oselito, solo assist per lui e lo fa, stupendo, Attilio Arillo. Fuori Avellino, dentro Osian, Ezzi, Wilde e Oselito. Tripletta per Galletto, doppietta per Arillo, poi Ugherani e Osian. Di 7, occhio Wilde, fuori. Otto gol, ci siamo divertiti. Ezzi. Parisi. Wilde. Osian. Ormai devono solo scorrere i titoli di coda. Partita ormai in ghiaccio. Osian per le statistiche. Ormai solo per le statistiche si gioca al Pala del Mauro. Casassa. Palla dentro, cercare Ferretti, troppo giovane Ciampino, ha resistito finché ha potuto la squadra di Gugliara che a testa alta sta provando adesso di trovare un altro gol. Curioso di vedere se giocherà qualche ragazzino della cantera della Sandro che è in panchina. Però Sandro Abate, vittoria che serviva per rimorare in casa. Occhio però a Pesao che trova un bel gol, 7-2. Bella giocata questa di Ciampino. Oselito, Wilde, Osian, Ezzi, Wilde, Oselito, Osian, Wilde, con Osian, c'è fallo qui, anzi no. Qui Ferretti ha provato una giocata su Wilde, però abbiamo detto poc'anzi che Ciampino i suoi ragazzini terribili ce li ha, i talenti ci sono. Palla Oselito,
Osian spara. Peitao salva tutto, poi ancora Osian sul plus. Osian, Casassa c'è. Wilde, palla per Oselito. Che giocata di Oselito, la classe di Ose. Ezzi, Wilde, Ezzi, Osian, Oselito, ancora Osi, Ezzi, perde palla, Ferretti, Parisi striglie suoi, Petao, Ferretti, Casassa, palla al piede Casassa, ancora Ferretti, Messina, Ferretti, se ruba palla qui fa gol Alessandro, per poco. Ezzi, Osian, Ezzi, ancora Osi, Oselito, 12:50 da giocare, ancora Osian, sul sinistro, Casassa, chiude tutto. Wilde, paura di caricare il sinistro, poi bravo qui. Numero 15 di Ciampino, Nico Lopez, Peisao, Ferretti, palla a Messina, ancora Peitaso, autore del 7-2, buon giocatore, tutto mancino però. Wilde, break, Oselito, e anche Oselito timbra il cartellino. Da quanto tempo ci sei mancato, José? Cori per Di Luccio. Troppo alto il passivo ora per Ciampino. Si scalda Vitiello. Guerani. Arillo. Al numero di Arillo. Poi qui Casazza la prende con le mani. L'arbitro lo grazia. Fa bene. Anzi no, non lo grazia, è rosso, non lo grazia. Espulso Casassa, adesso piove sul bagnato per Ciampino. Protesta Ciampino. Protestano. Guarda, Ciampino protesta. Dentro Vitiello, fuori Parisi. Dentro De Filippis in porta per Ciampino.
De Filippis. Ha preso il petto. Casassa ha preso il petto. Ci sarà un debutto, mi sa. Pronto a entrare Venezia. Arillo. Ugherani. Di Luccio. Ugherani. Palla per Di Luccio. Sbagliata. Adesso la Sandro Abate farebbe bene a rispettare l'avversario in difficoltà. Invece Arillo, fuori. Anche perché il suo Ciampino è in 4. Occhio però! Occhio a Ferretti. Fallo di mano. Galletto, Arillo. Vediamo un po' Ugherani. Di Luccio, Ugherani. Arillo. Ugherani. Di Luccio, Ugherani. Palla a Galletto che ha cercato l'assist per Arillo. Di Luccio. Ugherani. 10 minuti alla fine, palla, un martirio per Ciampino, palla ancora a Galletto, bravo De Filippis, metterci le mani, anzi no, un supplizio per gli ospiti. Palla a Nico. De Filippis, bel lancio per Ferretti. Arillo. Di Luccio. Ugherani. Ancora Ugherani. Arillo. Pronto a entrare Venezia. Per la Sandro Abate. Palla dentro De Filippis. Altri secondi in più per l'Umeo, in più per la Sandro Abate. Ugherani, Galletto l'apparecchia, lo scarica, fuori. Pronto a entrare un altro giovanissimo anche per Ciampino, numero, vediamo un po' di chi si tratta. Palmeggiani, anzi Palmeggiani. Palla a cercare Ferretti, raggiungibile. Arillo, Ugherani, Galletto, Di Luccio, Ugherani, Di Luccio, il tacco, preziosismo, Galletto, palla dentro Di Luccio, Galletto nello stretto, rimessa per Ciampino. De Filippis. Basile dà indicazioni a Venezia. Ugherani, Luncino, Galletto, bravo, fermato. Adesso Pomezia. Andate in 5, Palmeggiani. Faticuso, Palmeggiani, il tacco, bella questa azione. Faticuso, bravo Vitiello. Poi Faticuso. Bella questa azione di Pomezia, di Ciampino. Palla Ugherani. Bello quel fraseggio, tutto di tacco di Ciampino. Dentro Venezia, standing ovation per lui. Poi Ugherani. Comunque la cantera della Sandro Abate protagonista contro Ciampino. Ferretti.
Ancora Ferretti. Palla dentro, Freddi. Ancora Ferretti. La via di Luccio, calcio d'angolo. Palla dentro, Palmegiani. Calcio d'angolo. Palla dentro, Faticuso, la scarica, Galletto, angolo. 6:41 da giocare. 8-2. Tanti gol non li avevo mai visti al Del Mar. Palla per Arillo. Bravo De Filippis. Mamma che stop. Ha fatto Arillo. Palla a Freddi. Che lancio. Venezia perde il contatto con la sfera. Però fa bene Basile a far assaggiare i campi della Serie A ai giovani della Sandro Abate. Nel 19 va a giocarsi anche lo scudetto. Palla a Freddi. Venezia. Galletto. Questi sono 8 da giocare minuti, non 6. Freddi. Freddi. Vitiello. Ferretti. Vitiello. Si prende la scena anche Vitiello. È come un gol, è come un gol. Arillo, c'era fallo qui. Palla a Galletto. Ancora a toccare Venezia. Freddi. Sbaglia tutto. Arillo. Freddi commette fallo, il terzo per Ciampino. Di Luccio. Ancora Di Luccio. Galletto. Palla verso Galletto. Dentro Roselito, fuori Di Luccio. Arillo. Palla per Attilio. Palla dentro. Anche Parisi tenuto a riposo, però Vitiello ha fatto 2 parate clamorose. Palla dentro a cercare Venezia. Roselito. Un po' timido Venezia, ma bene il debutto. Galletto si coordina De Filippis. Sette minuti alla fine. 8-2. Palla a cercare dentro Venezia. Bravo De Filippis. Buon portiere De Filippis. Palla dentro a cercare Faticuso. Bravo Venezia. Attilio vuole il fallo forse. Roselito. Palla a cercare Attilio. Palla a Oselito. Oselito. Venezia. Arillo. Oselito. Ha fatto giocare anche Venezia un po' col pallone. Galletto. Arillo. Galletto. Palla dentro. Bravo. Faticuso. Poi Oselito. Freddi. Palla alla porta. Si gira Freddi. Un po' lento.
Ancora Ciampino, Palmegiani, fuori Arillo, fuori Oselito, fuori Venezia, dietro Will. Respira e rientri. Palla a Freddi. Tatuato Venezia. Freddi, palla dentro. Nicco. Ancora Freddi. Oselito la ruba, la spara però alle stelle. Però è calcio d'angolo. È una buona partita questa per la Sandro, buon rodaggio in vista del rush finale che coinvolgerà i Lupi Irpini in partite difficilissime. Vedi Genzano L84, Sala Consilina, Pomezia e Cosenza sulla strada dei Lupi. Osian, Wilde. Gli smorza il pallone. Questo si scherza in panchina. Osian. Peitaso ha trovato anche un gran gol per Ciampino. Palla è fuori. Oselito. Osian. Che numero di anno. Qui c'era fallo però. Peitaso. Buon giocatore lui. Freddi. Freddi. Buon fisico Freddi. Palla dentro, Ciampino, Vitiello. E Vitiello si guadagna la pagnotta. Giallo intanto per Nico. Gran partita di Vitiello. Anche lui ha giocato molto quest'anno rispetto alla passata stagione, perché Parisi è stato un mese fuori. Vitiello si è sempre distinto bene. Occhio Osian. Palla in tribuna. Oselito. Anche Davide Maglio, grande uomo della Sandro Abate, in tribuna. 8-2, 4 minuti ormai. Aspettiamo solo il finale. Nico. Palla Ezzi, la recupera Ezzi. Oh, qui c'è un fallo, non fa chiamato. Peitaso, occhio a Ciampino. Non ha voluto timbrare il cartone però. Peitaso, Vitiello! Mamma Vitiello, quante parate ha fatto oggi Vitiello. Vitiello. Frutto che la Sandro Abate ha 10 giocatori, tutti indispensabili, anche Vitiello. Squalificato, il Toro qui poteva divertirsi stasera, poteva incornare. Faticuso. Wilde, giocata di classe. Poi non forza la Sandro. Che tocco di Wilde. Vediamo Venezia se tornerà in campo. Di Luccio c'è.
Osian, Ezzi, Osian, Di Luccio, palla per Wilde, Peitaso, De Filippis, tanto si scherza ancora in panchina. Basile sorridente, una bella Sandro finalmente, sta trovando anche il gol con continuità. Occhio Ezzi, Osian, De Filippis nei tifosi. Ciampino in difficoltà, Mantova sta recuperando la china, però Ciampino ci sembra una squadra adesso in netta difficoltà. Di Luccio, Ferretti, Peitaso, Freddi, Joao, Di Luccio, 4 contro 3. Di Luccio, Ezzi, De Filippis la prende, la palla sulla linea, bravo Ferretti. Bravo Ferretti sulla linea. Ezzi sfiora al 9° gol. Osian, Wilde, Di Luccio, bravo. Osian, Ezzi, Osian perde il contatto con la sfera. De Filippis, esce bene Messina, esce bene Ciampino, Peitaso, Venezia pronto a rientrare. Fabio Venezia, Wilde, ancora palla dentro, De Filippis, si avventura De Filippis, Wilde ha provato il grande gol. Wilde ha provato il gran gol. Will non l'ha trovato. Peitaso, Ferretti, palla dentro, Di Luccio, Attilio, Arillo, bravo De Filippis. Wilde lascia il posto a Venezia, occhio, Faticuso spreca. Però Ciampino ha creato almeno 7-8 palle gol importanti, La Salabate ne ha creato forse una trentina questa sera, però Ciampino non male. Di Luccio, Arillo, palla per Venezia, domestica la sfera, paga lo scotto del debutto Venezia. Di Luccio, ancora Venezia, Di Luccio, Venezia, più confidenza adesso, bravo, ancora Venezia, palla dentro, Faticuso, Arillo, De Filippis, Ezzi, Arillo, Ezzi, bravo De Filippis, poi dall'altra parte Faticuso, Vitiello, ancora dentro Messina, Di Luccio, Messina, fuori. Ma quante parate ha fatto Vitiello, 20 secondi alla fine della partita. Finisce così, non forza la Sandro Abate. Applausi del pubblico. Palla De Filippis, si abbracciano i giocatori in campo e De Filippis la riceve a Vitiello. Finisce così,
8-2 con l'abbraccio in mezzo al campo e il saluto tra i tecnici. Sandro Abate esce tra gli applausi meritati del Padre del Mauro, finisce 8-2 e adesso si corre verso i playoff, sperando che in questo rush finale adesso la squadra del team riesca a dare continuità alle 2 vittorie consecutive contro Treviso e contro Ciampino del Mauro. Da Alfonso Marrazzo, Futsal TV, Sky Sport è tutto. Piero Basile e Sandro Abate trova continuità dopo la vittoria di Treviso, un 8-2 a Ciampino. Ragazzini terribili che hanno tenuto testa alla più quotata Sandro Abate, debutto per Venezia, tutto bello in vista del rush finale. Sì, prima di tutto complimenti al Ciampino perché sta onorando questo campionato fino alla fine. I primi tempi delle scorse partite è stata sempre in gara, quindi noi abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati, diciamo, su un vantaggio cospicuo già alla fine del primo tempo, poi abbiamo amministrato e, come dici tu, sabato ci aspetta un'altra partita, ma come le ultime 5 che rimangono al campionato, partite che decidono poi la griglia di playoff, oltre al fatto che noi ancora non siamo dentro, quindi dobbiamo continuare a far punti e poi fare i conti alla fine. Esatto, perché il Catania ha battuto Sala Consilina, che però resta indietro, se non vado errato in classifica, dunque si allunga su Sala Consilina che poi verrà qui al Palla del Mauro alla fine della stagione, però adesso testa a Pomezia perché poi arriva l'84, c'è Genzano, davvero un calendario tortuoso che però la Sandro Abate può carta alla mano rispettare, perché oggi mancava anche chi il roster adesso al completo può dire la sua. Sì, no, ma noi ci siamo detti da quando mancavano le ultime 10 partite che non dobbiamo guardare né avversario né casa fuori casa, ma giocarci tutte le partite cercando di fare il massimo, cercando di fare punti. Poi nelle ultime giornate vedremo prima di tutto se avremo centrato il nostro obiettivo, che è un obiettivo importante se riusciremo a centrarlo, perché comunque se lo centriamo noi vorrà dire che ci saranno squadre molto blasonate fuori. Questo campionato è così tremendamente difficile, in questo momento, come dici tu, abbiamo allungato dal Sala Consilina, che è la nona in classifica, ci siamo portati a, se non sbaglio, 8 punti da loro, quindi non ci rassicura ancora niente, dobbiamo continuare a lavorare, a far punti, anche perché vogliamo crescere per presentarci, se riusciremo a centrare i playoff, al meglio agli stessi. Sarebbe un peccato non centrare la posizione con questa stagione, perché la squadra ha disputato grandi partite contro le grandi, vedi Napoli, il pareggio a Eboli, le vittorie in casa con squadre quotate in classifica. Solo Catania un po' la squadra ha giocato forse sottotono, però ci sono i presupposti. Il 6-2 in casa di Treviso testimonia la forza di questa squadra. Sì, no, ma è il campionato che testimonia come le partite sono tutte equilibrate, ecco perché rimarranno fuori dai playoff 2 o 3 squadre molto importanti, quindi questo vorrà dire che chi entrerà nei playoff potrà competere tranquillamente per andare più in fondo possibile a questo scudetto, diciamo, no? Quindi come dici tu, noi abbiamo sempre cercato di giocare alla pari con tutti, anche col Catania. Sì, non siamo stati brillanti, però la partita è stata decisa da un calcio d'angolo. Sì. Noi comunque venivamo, non è un alibi, ma venivamo da un dispendio energetico incredibile, perché 2 giorni prima abbiamo giocato con l'Eboli, giocando una partita con una delle squadre più forti del campionato, quindi non è sempre facile riproporsi al 100%, no? Il Catania è una grande squadra, lo sta dimostrando, e quindi va bene così. L'importante è cercare di, appena c'è l'opportunità, di inanellare 2 o 3 vittorie consecutive, perché come sappiamo basta fare 2 o 3 vittorie consecutive, ti ritrovi meglio in classifica e più su. Come nel momento in cui le perdi, allora torni giù e ritorni invischiato diciamo, per gli ultimi posti. Quindi niente, partita dopo partita continuiamo, e fra 3-4 partite, quando ne mancheranno poche, vediamo a che punto siamo. Con Mercuri Ciampino che nonostante il passivo di 8-2 ha mostrato buone cose, soprattutto con i giovani, Faticuso, Ferretti, Palmegiani, davvero una squadra pimpante. Forse non meritava questo passivo. Ma io penso che il passivo sia un pochino troppo pesante. Purtroppo quando incontri giocatori di questa levatura, di questa classe, ad ogni occasione ti fanno gol. E noi dobbiamo continuare così, cercando di dimostrare che possiamo lottarcela con tutti quanti, anche se è difficile, però non molliamo.
Sono davvero interessanti alcuni giocatori, poi l'espulsione di Casassa forse non ci voleva per il prossimo impegno della squadra laziale, però onore e merito a questi ragazzi che hanno cercato di impattare anche bene al match, perché sull'1-0 3-4 occasioni non sfruttate da Palmegiani, da Ferretti e da Messina, poi la Sandra Abate ha dilagato, forse nel momento migliore di Ciampino. Sì, diciamo che abbiamo cominciato alla grande, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per portarci in vantaggio e alla prima occasione abbiamo preso gol. Poi Gol non gol. Gol non gol, sicuramente non gol penso, perché ero qui che ho visto l'azione, però purtroppo anche gli arbitri possono sbagliare. E noi siamo una squadra giovane, cerchiamo di lottare su ogni palla, cerchiamo di lottare su ogni partita, però è difficile. Diciamo che speriamo di finire il campionato nel modo migliore possibile. Per portare a casa lo scudetto della salvezza magari. È molto difficile, però noi ci proviamo e lotteremo fino alla fine per magari toglierci qualche soddisfazione.